Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Miei cari amici, buongiorno, benvenuti, siamo pronti per iniziare anche questa settimana una nuova puntata di Made in Polesine. Buongiorno Leandro. Buongiorno Davide, come stai? Bene, e tu? Bene, bene. Così. È da poco che non ci vediamo effettivamente. Ma dopo riprenderemo. Con i lavori in corso, sai. Con i lavori in corso, sai E che allora? fare un trasloco è come fare un parto. Solamente quando muovi un po' le cose che hai a casa ti rendi conto di la quantità enorme di cose, cosucce, scarpette, carte, libri, vestiti, puttanate, sì, un sacco di cose che poi sarebbero da gettare, però ma no, teniamolo lì, non si sa mai. Ma poi arriva un punto dove ti devi liberare un po' di queste cose. Vabbè, queste sono cose personali. personali. Sì, assolutamente. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Ok, possiamo andare con i titoli. vai che io ho già il jingle mi pronto. sto soffocando perché prima ho mangiato un cioccolatino che noi abbiamo qua in studio. Ha festeggiato un compleanno, non il suo, ma allora sai. Però ne ho mangiato uno anch'io. Hai visto che non sei arrivato proprio male, proprio a man scrollon, la che tradotto vuol dire senza niente in mano. Ecco, però la tempistica è stata giusta. Va bene. Dai. Allora, il primo titolo di oggi, Salame che passione. Stiamo poi in tema. Poi ancora TG Cipriani. Ancora H e Amo Polesine per le famiglie. H e Amo Polesine per le famiglie. Poi ancora Foglie Vive e un marzo favoloso. Ultimo ma non ultimo, Box che passione. Questi i titoli di oggi di Made in Polesine. Sì. Prima com'è che facevo? Prima faccio perché sai, ogni tanto lui tra un titolo e l'altro perché peccato mi dimentico, no? Mi dimentichi, allora sì. Insomma l'età è quella che è. Ci sentiamo tra poco. È vero. E allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Il nostro primo titolo, come già preannunciato, Salame che passione. Sai, allora a Portoviro, che sono a Portoviro, non mi fate mancare niente, hanno fatto la festa del salame. 9 partecipanti, 9 che hanno portato i loro salami appena fatti, quindi tutti dicevano sono troppo freschi, ma erano veramente buoni. sì. Nella B&B Francesca alla Mea, che quando poi sono arrivato col navigatore mi sono perso. Ti sei perso lì, sì. Mi sono perso la Mea. Sai che io tra l'altro sono stato su per la via per il ponte Gramignara. Sì. Che lavori ha fatto il Ponte Gramignara? Niente, è in stand by, solamente adesso si può passare almeno con l'automobile. Ecco. Sì, ma con un'automobile stretta. Sì, va bene. Un'automobilina si ma passa. questa è un'altra storia, perché non ho capito bene cosa hanno fatto lì rispetto a prima. Niente. Prima si passava solamente con i cicli a piedi, nel senso col motorino, così non si poteva passare con l'automobile. Adesso si può passare anche con un'auto, non con un camion, con un mezzo pesante, però con automobili ci si passa, un po', bisogna stare un po' attenti, però vabbè, ma questa è un'altra storia. Chiusa parentesi. Ma però no, vabbè. Comunque c'è festa del salame alla Mea, località Mea. La Mea, per chi non lo sapesse, è una frazione o è una frazione? È una frazione Mea. Frazione. Era una frazione di Donada e adesso naturalmente è di Portoviro. Di Portoviro, è un pochino sperduta, un pochino abbandonata dagli uomini da Dio, però c'è questo bed and breakfast. Sono polemico stamattina con Portoviro. Un po' più conciso, dai. Vabbè. Comunque, festa del salame, c'erano con 5 giudici che hanno giudicato il salame per la sapidità, per la bontà, per la consistenza, per questo e per quest'altro. 9 agguerriti concorrenti, alla fine vince la coppa del miglior salame Mario e Diego, e questa qua un po' il riassunto della serata. Sì. Però ne parliamo perché secondo me è una bellissima idea, è una maniera per stare insieme. C'erano più di 40 persone in questa bed and breakfast e a me ha fatto molto piacere. Primo che mi abbiano chiamato, sì. Secondo che ho mangiato i salami buoni
E non è poco. E terzo, quasi parlando di salame mi soffoco. Sì. E terzo Ti perché grappolina. so tutto del salame. Sei tutto adesso. Che adesso il salame deve essere mezzo grasso, mezzo qua, poi c'è Le percentuali, è la così. budella gentile, poi dopo c'è vedi, questo, vedi. quest'altro. Il fatto sta che alla fine va sempre a finire che si mangia e si beve. Esatto, sì. Lo scopo poi alla fine Lo scopo è sempre lo stesso. è fondamentale quello. È sempre quello. Quindi bella idea, bravo all'organizzatore che è Gianni Bernusso. E quindi mi ha fatto piacere essere presente. Il salame è una grossa tradizione. A livello italiano in tanti paesi c'è il salame di Norcia, l'anduia calabrese, dopo c'è la zia ferrarese, cioè ogni paese ha C'ha le sue tradizioni. la sorpresa nell'Alto Veneto. Vabbè, comunque io ho mangiato volentieri e bravo a Gianni Bernusso e tutti ai giudici e a tutte le persone presenti. E naturalmente bravi a Mario e Diego che hanno vinto. Però bel lavoretto fare l'assaggiatore Sì. di salami. Sai che ci pensavo? È come un po' il collaudatore di materassi. Sì, ci pensavo. Quelli che fanno i critici gastronomici. Sì. Primo mangiano nei locali di ghigna. A sbaffo. A sbaffo, dove si paghi 100-150 euro a cranio, non mangiano a sbaffo. Poi vengono trattati con tutte le cure perché sennò parlano E poi c'è male. qualcosa da dire anche. E per giunta, cioè, gratis e Vabbè, dai. vabbè. Dai, Prossimo chiudiamo. spettacolo, cioè il prossimo programma lo facciamo sulla culinaria. Un successo, sai. In Figurati. compenso aumenteremo di peso. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare Medi Polesine. Siamo così rientrati e pronti per continuare la nostra puntatona di oggi di Medi Polesine. Abbiamo così da parlare a questo punto del TG Cipriani. Cos'è Allora, questo? l'Istituto Alberghiero Cipriani Non è un telegiornale. poi fanno TG. Fanno TG. Fanno TG con un ragazzo da studio e una cosa molto molto simpatica. Praticamente fanno un riassunto di quello che succede in questo istituto che io, tu lo sai, ne parlo sempre bene perché trovo una delle cose più importanti dal punto di vista didattico del nostro Sì. Polesine. E poi ogni tanto mi invitano anche li mangio. Quindi ritorniamo al posto di prima. Lo scopo è sempre lo stesso poi alla fine, dai. No, veramente sono veramente molto bravi. E praticamente hanno inventato questo TG, quindi c'è un gruppo di insegnanti, mi viene in mente uno tra tutte, Niccolò, che seguono appunto questo progetto, e ragazzini che della terza, della quarta, della quinta, che fanno da studio e poi con gli inviati fanno vedere quello che è successo durante il mese. Secondo me è una cosa bella da ripetere, vedo hanno fatto 2 numeri ormai e c'è anche un buon seguito, visto che hanno qualche migliaio di visualizzazioni, ed è una cosa per far conoscere sicuramente l'istituto, ma anche perché i giovani si interessino a un altro linguaggio che io amo molto, che è il linguaggio del video. Quindi bravi, certo, sì. perché il video, che se ne dica, è un nuovo linguaggio. Bene, Va certamente bene. sì. Bravi il TG Cipriani, bravo l'Istituto Cipriani, salutiamo tutti insegnanti, direttore amministrativi e naturalmente la preside, perché è un bel istituto. Bella idea, veramente, questa Bella è idea. una bella iniziativa, sicuramente da portare avanti, no? E non da lasciare lì subito, insomma, ecco. No, penso lo faranno, visto. avrà un seguito Penso questa di sì. cosa. Dai, ci sentiamo tra poco. Questa è sempre Medi Polesine, tutte le settimane siamo qua ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. E adesso un altro titolo, ACAT e Amo Polesine per le famiglie. Allora, Cos'è? Spieghiamo l'ACAT cos'è. e Amo Polesine sono 2 associazioni che seguono fondamentalmente le persone che hanno delle dipendenze particolari da sostanze, da alcol, eccetera. ACAT in particolar modo da alcol, e sono molto importanti perché stanno facendo un progetto e stanno facendo anche un corso che comincerà i primi di aprile, fine marzo, primi di aprile ad Adria, per le persone che vogliono essere informate di questo, oppure che al loro interno della loro famiglia hanno persone che appunto sono o alcoliste o hanno ludopatia, cioè hanno, hanno la dipendenza dal gioco d'azzardo, eccetera. Quindi secondo me è una cosa molto, molto interessante, molto bella. Io ho seguito l'apertura del nuovo centro a Taglio di Po, tra l'altro ci sono 2 sedi di Taglio di Po, dell'ACAT a Taglio di Po, e 2 addirittura, e una a Rovio, quindi ce ne sono moltissime.
però il problema delle ludopatie da una parte e dell'alcolismo dall'altra è un problema che comincia a essere molto preoccupante. Secondo me anche dopo il Covid un pochino le persone si sono scombussolate e c'è questo aumento di dipendenza. E dicevano appunto i responsabili, in particolar modo una nostra grande amica che è la presidente di una di queste associazioni, che è la Cristiana Fregnan, tra l'altro ex DJ della nostra amica radio, che salutiamo ovviamente, la Cris. Diceva che fanno fatica le persone ad avvicinarsi a queste associazioni per la vergogna, per il pudore, eccetera, però solo attraverso dei metodi particolari, ma anche all'aiuto della famiglia, le persone con queste patologie riescono a superarle. Quindi io faccio soprattutto i complimenti a tutti questi volontari, perché poi dopo dimentichiamo sempre che sono volontari che non prendono niente, mettono un sacco di ore a disposizione, un sacco di energie e probabilmente anche un sacco di stress, perché avere a che fare con persone con delle patologie particolari oppure con delle dipendenze particolari non è molto facile. Esatto, sì. Quindi bravi a tutte le associazioni che fanno di questo tipo di lavoro, e soprattutto appunto a ACAT e Amo Polesine. Seguiteli, vedrete poi, tra l'altro so che ci sono delle locandine in giro per questo corso che secondo me chi è interessato, chi ha anche in famiglia dei problemi potrebbe seguire, corso gratuito. C'è anche un sito dove... c'è un sito che naturalmente adesso non mi ricordo, sì, però c'è un sito ACAT sul web, troverete anche... Ancona, Como, sì. Ancona, Torino, ACAT. Bene, dai, allora abbiamo esaurito anche questo argomento, tra pochissimo siamo ancora qui. Pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, io Davide Stefanelli, lui Leandro Maggi, e ogni tanto lo ritroviamo nei nostri studi perché con questi lavori in corso sta facendo di tutto, tranne che fare il DJ, insomma, e fare il giornalista. Dai, allora, Foglie Vive è un marzo favoloso. Allora, Foglie Vive sappiamo che è quell'associazione, anche questa, stiamo parlando un sacco bene delle associazioni, perché sono un sostegno decisamente per il nostro Stato. Sono una realtà veramente virtuosa. Terzo settore, una cosa importante, ogni tanto lo Stato ci mette i bastoni tra le ruote, però sono una cosa molto molto importante da seguire. Foglie Vive, lo sappiamo, è quell'associazione che attraverso degli orti dà del lavoro alle persone che hanno difficoltà, e quindi naturalmente salutiamo il presidente, che è Daniele Passarella. Certamente sì. Parliamo di un marzo straordinario per Foglie Vive, perché Foglie Vive, un po' per finanziarsi, un po' anche per dare qualcosa in più alla comunità, ha organizzato una festa di carnevale sabato 25, organizza Foglie Vive insieme alla Proloco, insieme anche all'amministrazione comunale, il grandioso carnevale di Taglio di Po. Cioè, abbiamo visto un po' in giro anche i manifesti, esatto, locandine e così via. Insomma. Quindi, essendo io tagliorese, vi invito a venire appunto domenica 26. Tra l'altro io sono uno dei presentatori assieme al gigantesco Fiorigi. Potremmo fare anche uno spottino. Potremmo anche fare uno spottino, bravo. O lo fai tu e Fiorigi? No, bravo. Allora, facciamo io e te dopo, dai. E dopo c'è gran finale, una serata che appunto per scopo tira su soldini per Foglie Vive, per continuare la loro opera di aiuto alle persone bisognose. Sergio Sgrilli in Sala Europa. Sergio Sgrilli sappiamo è un comico di Zelig importante, bravo, io l'ho visto un paio di volte, divertentissimo, e quindi cerchiamo anche lì di essere media partner per il tutto. Bene, certamente sì. Bene, esaurito anche questo argomento, tra pochissimo per l'ultimo di oggi. Ultimo argomento che andiamo a trattare quest'oggi all'interno di Made in Polesine, di questa nuovissima puntata che ormai sta comunque giungendo al termine. Parliamo di box, che passione. Box riferito a cosa? Box proprio come la nobile arte, perché ad Ariano nel Polesine hanno ristrutturato una palestrina che è vicino alle scuole, tra l'altro con la collaborazione naturalmente degli amici della box, ma soprattutto dell'amministrazione comunale, che ha tirato fuori 30.000 eurini, che non sono pochi. Di questi tempi. Poi hanno fatto una palestra giusta, adeguata, sanificata, perché era un pochino fatiscente, e l'hanno resa nuova. Perché ad Ariano? Perché ad Ariano ci sono un sacco di atleti e un sacco di appassionati di questa arte, nobile arte, come si dice. In particolar modo due persone che io che ci tengo a citare
e tra l'altro non sono neanche parenti nonostante abbiano lo stesso cognome, e Franco Avanzi, che è una grande gloria dello sport di Ariano del Polesine, della famosa famiglia Avanzi, già presidenti di tutta la famiglia del calcio, già poi animatori della pallavolo, tra l'altro zio di Marta Menegatti, quindi una famiglia, esatto. È stato boxer, è stato anche presidente della box del club della box di Adria, ed è stato anche un valido giudice a livello nazionale. Quindi a lui complimenti, perché è stato forse il motore di questo, e anche a Pietro Avanzi, che nonostante il cognome non è parente, però è l'istruttore, che fa l'istruttore da 50 anni, l'hanno premiato. Quindi da 50 anni ad Ariano c'è la box. E che dire, Ariano ogni volta ci stupisce, non ultimo il fatto che fra poco ci vado ad abitare. E non è poco. Non è poco. Poi sempre nella serata hanno premiato Mario Cristi, 90 anni, che è forse il pugile più vecchio che abbiamo nella provincia di Rovigo. Bene. Bravi. Bravi, veramente. Ultimo ma non ultimo, Amos Macapani, che è il presidente di questa associazione appunto qua di Ariano, e che anche a lui i complimenti. Bravi Ariano, brava l'amministrazione che è riuscita a tirare fuori i soldini. Ha fatto una carrellata veramente di nomi e di personaggi importanti del nostro Polesine. Dai. Comunque la box, mi piacerebbe far box, perché ogni tanto a me no. però ogni tanto a qualcuno, sai, sì, per autodifesa tu dici. Sì, ma durante il match non so. Durante il match ne ho prese tante, ma ne ho dette tante. Sì. Però a qualcuno, come si dice da noi, du bei patun, a qualcuno, insomma, a qualcuno avere il coraggio di darli, vabbè. Ma questa è un'altra storia. Avrei già la manina calda. Poi, questa è un'altra storia. Dai. Mi piacciono le citazioni in dialetto ogni tanto. Du patun. Do sleppe, du sciaffù. Vabbè, ci scusino chi ci ascolta magari da canicati, che non capiscono di cosa stiamo parlando, insomma, però penso che l'orientamento, insomma, sia quello. Comunque sai che non attraverso la radio ma attraverso il web ho tutti i report dove ci guardano. Abbiamo tantissima gente dal Lazio, ma abbiamo dall'estero un sacco di brasiliani. Sì. Argentini, probabilmente sono persone che sono esiliati, insomma. Di origine, se non scappati, no, sono probabilmente di origine italiana. Sappiamo che specialmente in Argentina un sacco di persone dal Polesine sono andate in Argentina o in Brasile, e abbiamo veramente grossi ascolti. E quindi ritrovare un po' d'Italia, se vogliamo. Esatto, con questi due fessacchiotti. Sì. Chip e chop. Grazie quindi agli amici che ci ascoltano e ci guardano da lontano. Dai, ci sentiamo tra poco per i saluti. Bene, con questo siamo veramente in conclusione di appuntamento anche quest'oggi. Questa oretta, come dico sempre, scarsa, che trascorriamo insieme tutte le settimane, vola veramente, in un attimo vola. Come la canzone delle Cuccarini. Vabbè, per chi sta guardando il video, stiamo anche mimando. Ecco. No, stai mimando, non stiamo anche. Volevo un po' coinvolgerti, però che ti sei defilato subito, assolutamente. Dai, ci sentiamo la prossima settimana, come sempre qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana e il nostro countdown 3, 2, 1, chapeau, ciao a tutti! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.